Si affrontano Roma 1927 Futsal e L84 Torino. Diamo lettura alle informazioni. L84 5 Rescia, 6 Tuli, 8 Sichera, 10 Iosito, 13 Durata, 17 Puzzolino, 18 Coppolino, 19 Pasculli, 21 Murillo Schioppiette, 23 Mendes, 29 Peppone De Rienzo, 80 Raguso. Allenatore mister Alfredo Paviccia. Passiamo alla squadra della capitale, alla squadra giallorossa, alla Roma 1927 Futsal. Con numero 1 Ziti, con numero 2 Pertenzi, con numero 7 Isidoro, con numero 8 Murilo, con numero 15 Coro, con numero 17 Zepperi, con numero 19 Marcelino, con numero 20 Valentino, con numero 23 Uccello, con numero 24 Viscossi e con il numero 77 il capitano Dimas. Allenatore mister Fabrizio Reali. Arbitrano l'incontro signor Luigi Miani di Cosenza, la signora Antonella Rocca di Sassari, al crono il signor Marco Polo di Londra. Ma sosterrà in fondo i sostenitori dello Stato rappresentante al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invita pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento reale e insegna dello sport. Grazie. Ringraziamo la partecipazione di molti Romanep e come tutte le nostre partite in casa vengono a sostenere i nostri ragazzi. Grazie sempre a voi. Io come entrano le squadre parto. Cominciano ragazzi, eh? Amici del futsal, buonasera e ben trovati. Torna la Serie A, 23esima giornata. Un caloroso abbraccio da parte di Matteo Santi. Questa è Roma contro L84 Torino. Arbitrano la partita i signori Minardi e Manca. Il crono è Marco Moro della sezione di Latina. All'andata vinse l'L84 Torino per 5 reti a 2. Si ritrovano a distanza di un girone in classifica molto vicine. La Roma è quarta a quota 42 punti, l'L84 è quinta, 3 punti più dietro a quota 39, e la Roma che arriva da una striscia molto positiva per quello che riguarda
il campionato da quando si è seduto in panchina stabilmente Fabrizio Reali. 5 vittorie e un pareggio che l'hanno proiettata a -5 dal primo posto in classifica. Entrambe arrivano dalla delusione di Coppa Italia, uscite ai quarti di finale, entrambe in partite tiratissime, concluse solamente ai tiri di rigore, con la Roma che è stata eliminata dalla Metà Catania e l'L84 che invece ha perso per mano poi di quella che è andata a vincere la Kermesse di Jesi, ovvero la Feldi Eboli. E mentre vanno le note dell'inno giallorosso andiamo un po' a presentare la sfida con le scelte degli allenatori, perché Reali rinuncia mandandolo in tribuna a Lucio Avellino. Out ancora invece per infortunio Daniele Ducci. Dall'altra parte L84 che oggi invece deve fare a meno del suo portiere titolare, ovvero Fabio Tondi, e a Giuliano Fortini ancora alle prese con un infortunio che lo sta tenendo ai box, e quindi giocherà Pasculli titolare nella L84 di Torino, che completa un quartetto di movimento con Cuzzolino, Tuli, Cosico e Maxi Rescia. Dall'altra parte invece la Roma con Caicche fra i pali, Dimas, Di Eugenio, Fortino e Murilo Ferreira. Come detto, partita che apre la 23esima giornata di campionato. Si torna a giocare dopo la Coppa. Sarà la Roma a dare l'avvio della partita. Questa giornata che vedrà affrontarsi anche Cosenza Benevento, Came Cositi, Meta Pomezia, Napoli contro Petrarca, Active Sandro Abate, Feldi Eboli Sala Consilina e Manfredonia Ital Service Pesaro. Tutte partite sul canale YouTube della divisione di calcio 5, ad eccezione di Cosenza Benevento, che si potrà invece seguire in diretta sull'app di Vivo Azzurro TV. Come detto, sarà la Roma a dare il calcio d'avvio della partita. C'è Murilo Ferreira sul punto di battuto, si attende solamente il fischio da parte di Minardi, che arriva in questo istante. E dunque si comincia, e la Roma a gestire il primo possesso con Dimas che cerca e trova Rodolfo Fortino, sponda e palla su Murilo, imbucata ancora a cercare Dimas, chiude Cosico con l'intervento e L84 che prova a gestire il primo possesso, palla intercettata e Roma che recupera, velo di Fortino, Di Eugenio riaggiusta dietro da Dimas, Murilo, Di Eugenio, Dimas, controllo e partenza, chiusura su di lui di Maxi Rescia, rimessa laterale per la Roma dopo 30 secondi dall'avvio del match. Blocco di Fortino per liberare Dimas, sposta palla sul destro, viene chiuso, rimorchio, palla che resta lì, tocco sotto, bellissimo da parte di Dimas, prima occasione per la Roma, palla che termina alta sopra la traversa, era uscito in brasiliana Pasculli, ha provato a superarlo con questo scavetto Aidimar Antonio Dimas, nulla di fatto, palla sul fondo, la squadra di Paniccia che prova a partire dal basso, pressione forte della Roma, poi Cosico con un up and under complicato, Pasculli che evita quantomeno il calcio d'angolo. Di Eugenio, lato lato cercando Fortino, Cosico con un doppio colpo di testa a chiudere, a far ripartire i suoi. Cuzzolino, Tuli, imbucata, intercetto di Fortino, 3 contro 3,
Di Eugenio in fascia, prende il centro del campo e calcia. Cuzzolino senza grosso affanno va a chiudere, poi Tuli la difende all'altezza del corner e rilancia. Roma bene in pressione alta, palla a metà campo. Murillo, Di Eugenio per Dimas, nuovamente da Ale Di Eugenio, testa alta e palla da Kaique Rodriguez che trova l'uscita laterale su Fortino, non riesce a controllare il capocannoniere del campionato, 24 gol per lui in stagione, continua anche oltre i 40 anni ad essere una straordinaria macchina da gol. Robocop e qui allontana dopo la parata di Kaique sulla conclusione di Cosico, e rimessa laterale all'altezza della panchina giallorossa per la squadra piemontese. Qui rivediamo, sposta palla e calcia, la vede partire Kaique senza grossi affanni, va a deviare lateralmente, battuta di Tuli, palla dietro direttamente da Marco Pasculli, lancio, una zona in cui Kaique è costretto a uscire con i pugni sopra la testa di Maxi Rescia. 2 minuti di gara, Tuli alla rimessa, in angolo da Cosico, ancora fuori, palla che arriva nella zona di Rescia, poi Cuzzolino al volo, facile fra le braccia di Kaique. Fortino, Murillo liberato bene in fascia, salta la pressione dell'L84, brava la Roma a uscire dalla zona press di Paniccia che aveva lavorato bene in una prima fase con i cambi in prima linea, poi è uscita bene la Roma che si riprende la metà campo offensiva. Dimas, Murillo, Fortino, ancora Antonio Dimas, parte, palla al piede, Dimas accelera e calcia, era rimasto immobile Pasculli, pallone che termina la propria corsa sul fondo. Qui rivediamo l'accelerazione di Dimas che lascia sul posto Cuzzolino, palla sull'esterno della rete. Tuli prova a partire su Di Eugenio che tiene e Tuli è costretto a scaricare su Cuzzolino. Cosico finta, poi prova a partire da solo, tiene bene con qualità il possesso. Tuli viene raddoppiato e alla fine rischia di perdere il pallone, lo perde ma Di Eugenio non riesce a trovare compagni, concede una rimessa laterale in zona offensiva all'L84. Pronti i primi cambi, Reali fa alzare dalla panchina Marceligno, mentre Paniccia chiama Braga sul blocco dei cambi. Seguiamo però prima questa rimessa laterale, parente stretta di un corner. Osico ai 12 metri, bella combinazione, gol fantastico dell'L84, schema perfetto su palla da fermo e l'L84 la sblocca allo scadere del terzo minuto di partita col suo capitano Cosico. Ora lo rivedremo, la giocata perfetta dell'L84 Torino, con l'inganno e la solata di Cuzzolino a liberare Cosico, perso da Fortino, si batte il petto col pugno Cosico, impassibile Paniccia lungo la sua panchina. 1-0 L84, veramente giocata benissimo questa palla da fermo. Rescia con l'intercetto, per poco non sorprende anche Kaique. Kaique dal fondo, lancia in avanti cercando Marceligno, Cuzzolino anticipa e appoggia in rimessa laterale. Arrivando un giro di anticipo rispetto al suo compagno di squadra ai tempi dell'Ital Service Pesaro, che qui calcia male e Osico recupera ancora. Bella palla per Maxi Rescia, in buca per Braga, fa buona guardia di Eugenio, poi Dimas, ancora Di Eugenio, pressato forte da Braga, altissima l'L84, allora Dimas è costretto a buttarla via. Pasculli, lancio cercando il pivot, trovando Braga, poi Di Eugenio sbaglia l'appoggio
e va al cambio, entra Ercolesi al suo posto, fuori anche Dimas, dentro Anthony Isgro, entra anche Biscossi per Murillo, ha cambiato tutto il quartetto. Fabrizio Reali, mentre dentro anche Murillo, Schiocchet, e qui ha un'altra palla da fermo dell'L84, illuminante palla di Cuzzolino, taglio backdoor di Maxi Rescia che prende le spalle della difesa della Roma, si presenta davanti a Caiche e di prima intenzione fa 2-0, 2 dormite della Roma su palla da fermo, 2 esecuzioni perfette dell'L84. Qui Biscossi si perde il taglio alle spalle di Maxi Rescia e trova il gol del 2-0 in un minuto, doppio colpo L84. La cura delle palle da fermo, sempre un fattore in questo sport, determinante, decisivo in questo avvio. 2 gol su 2 schemi da rimessa laterale, eseguiti con tempi e qualità perfetta dalla squadra di Paniccia. Qui Pasculli rilancia, Caiche dopo la sponda di Braga. Roma che non aveva cominciato male, ma ha preso 2 infilate clamorose sulle rimesse laterali. Ercolesi lancia in avanti, Coco Wellington anticipa Isgro, la Roma che si riaffaccia in avanti. Ercolesi, Biscossi prova a calciare Murato, Braga ancora per Coco Wellington, porta palla lui, si ferma all'altezza della linea laterale, poi lotta Biscossi con Braga, se la trascina fuori Biscossi, rimessa per i torinesi. Cambiato tutto il quartetto, anche Paniccia, dentro pure Mattia Raguso che qui trova e serve Schiocchet, imbucata profonda per Braga che commette fallo in marcatura su Ercolesi. Calcio di punizione per la Roma. Isgro, Caiche, sale lui, manda profondo, intercetto di Raguso, palla fuori. Ercolesi, Isgro, fascia contro Murillo, non guadagna campo, allora si gira con Ercolesi che trova in mezzo alle linee Marceligno, poi ancora Isgro, prova a partire, fallo di Schiocchet, il secondo in un amen dell'L84, ha già battuto la Roma. Marceligno, Ercolesi, Isgro cerca la palla in fascia per Biscossi che invece aveva tagliato centralmente. Rimessa laterale per l'L84 Torino. Braga si gira sinistro dopo la deviazione di Ercolesi, in 2 tempi Caiche che cerca e trova Biscossi e fa riferimento da pivot, chiude con raddoppio Coco Wellington. Isgro rimette il pallone in gioco, Ercolesi in buca, Biscossi profondo, si gira a sinistro, la prima parata importante di Marco Pasculli e con la figura dice no alla direzione di tiro di Biscossi che questa volta ha lavorato bene da pivot, ha provato a svitarsi sul sinistro, c'è riuscito, attento Pasculli a chiudere tutto, angolo Roma, Ercolesi con l'incrocio, palla che si impenna e Schiocchet che la allontana via, allontanando la minaccia. 5,5 dall'avvio della partita, 2-0 L84 Torino, i gol di Josico e Maxi Rescia arrivati nel giro di 60 secondi. Caiche, lancio troppo profondo, Marceligno non può arrivare, nulla di fatto.
Intervento falloso di Biscossi su Coco Wellington. Punizione all'84 che batte veloce. Tuli per Schiocchette, ci mette una pezza Caicche con astuzia e furbizia all'84. Ha sfiorato il gol del 3-0, anche qui Roma rivedibile in fase difensiva, prova ora a ripartire. Ercolesi non trova Marcelinho. Palla in avanti, Diogenio fa buona guardia in anticipo su Tuli. Caicche, Isgro, Diogenio lancia per Biscossi che cerca un aggancio molto complicato. Palla in rimessa laterale. Schiocchette direttamente nella zona di Caicche, cercando ancora Biscossi, altra palla instoppabile per il 24. E nulla di fatto quando siamo allo scadere del settimo del primo tempo. Rescia, Coco, bene in avanti di prima Tuli, arriva Rescia di gran carriera, prova a partire l'argentino. Diogenio chiude in rimessa laterale. Cuzzolino da lontano, addosso a Fortino. Non si capiscono Tuli e Schiocchette. Allora prova a spingere Marcelinho, palla forte in diagonale per Rodolfo Fortino. Tiene il massimo qui, ovvero un calcio d'angolo. Fortino al volo, specialità della casa. Questa volta il suo sinistro termina sul fondo. Pasculli. Forte nella zona di Tuli che prova a spizzare di testa. Non arriva. Caicche. Nel nulla però dell'attacco della Roma. Anche un po' di nervosismo per i giallorossi. Palla in avanti, Osico di tocco al volo per l'arrivo di Tuli. Palla un giro troppo lunga, ma bella idea da parte del numero 10, che se qui ha giocato un ottimo primo tempo. Caicche. Fortino, sponda bene per Murilo Ferreira Giuliao. Diogenio, Dimas, ancora Diogenio. Fortino, blocco e scarico dopo l'arrivo di Diogenio. Murilo. Imbuca bene, trovando Fortino, rimorchio di Murilo. Non si chiude l'asse fra i due campioni d'Europa nel 2014. Rescia, di tocco di prima, dove c'è Osico. Dietro da Leandro Cuzzolino, l'uscita di Tuli puntuale e scarico nuovamente dall'altro argentino che apre per Rescia, d'esterno, dentro Diogenio, in anticipo su Osico. Grande uscita dal pressing dell'L84 che in un amen si presenta dal calcio d'angolo. Cuzzolino, Osico e Caicche è decisivo, ancora una palla da fermo eseguita perfettamente dalla squadra di Paniccia. A un passo dal 3-0 l'L84. La Roma deve necessariamente aggiustare qualcosa nella fase difensiva sulle palle da fermo. Attenzione ancora a Rescia che sta facendo scorribande nella fase difensiva della Roma, creando non pochi problemi. Tuli, altra ripartenza, scoperta un po' la Roma, Murilo però chiude e Dimas prova a ripulire Rescia. Caicche, Cuzzolino, tocco sotto. Sta ballando tremendamente adesso la Roma. Murilo
prova ad andare lui, sparacchia via lontano. Chissà che nella testa di Reali non stia balenando l'idea di fermare la partita in questo momento in cui sta soffrendo tanto la fase difensiva della Roma. Fosico, Cuzzolino di prima, di veloce, cercando Braga, non trovandolo. Questa volta sono stato abbastanza profetico, qualche partita evidentemente l'ho vista. Time out chiamato da Reali a 10:50 dall'intervallo, con l'L84 avanti per 2-0 sul Roma. Difendiamo intanto, difendiamo, che ci abbiamo avuto 3 occasioni pure noi. Difendiamo, calma, calma. Quando Caike sale, qualcuno deve stare vicino a lui, perché se va questo, uno in appoggio gli deve rimanere, o se va quest'altro, questo che qua in appoggio gli rimanesse, e uno intanto venisse qua, almeno creiamo sempre una soluzione. Ma poi calma, calma, calma. Giochiamo più veloci, giochiamo un po' più veloci, spingiamo di più, se il ritmo è alto, spingiamo di più, la palla arriva a Rodolfo e non solo Murilo. Dai ragazzi, corriamo di più, palla qua a Dimas, rotazioni dentro, corriamo di più e cambiamo più veloci. Forza, forza. Si riparte dopo il timeout chiamato da Reali, un risultato che vede l'L84 saldamente avanti 2-0. Avevamo detto c'era qualcosa da aggiustare, abbiamo sentito le parole del tecnico giallorosso. Roma che riparte da una rimessa laterale. Ercolessi, Fortino, strozza, buca Pasculli e la Roma accorcia le distanze. Grande uscita dal timeout della squadra di Reali, che si rifà sotto di mezzo allo svantaggio. Ha segnato ovviamente Robocop, 25 il campionato per lui, 2-1. Qui rivediamo palla alzata da Ercolessi, non calcia benissimo, c'è un velo che inganna Pasculli e la Roma fa 2-1. Serviva una scossa in avvio in questo momento della partita alla Roma. È arrivata ovviamente col capocannoniere del campionato, Ercolessi. Tocco corto cercando ma non trovando Dimas. Braga per Maxi Rescia, intercetto di Ercolessi che prova a ripartire, termina giù, fallo dell'ex Feldieboli Lucas Braga, il terzo dell'L84. batte veloce Murilo, trova Fortino, lato lato per Dimas, un attimo di vantaggio da prendersi su Cuzzolino, lo punta allo sfida in isolamento, prova a calciare sotto le gambe dell'argentino che è bravo nel intercettare. Caike sale a metà campo e va da Ercolessi. Fortino trovato, tiene bene il contatto, Osico però ringhia sulle caviglie di Robocop. Rimessa laterale per la Roma. Pasculli, il lancio lungo con Ercolessi di testa, arriva Rescia che anticipa Murilo, Osico, Braga dentro per Rescia che si divora il gol del 3-1. Ancora l'essenzialità dell'L84 che riesce a creare palle gol e a concretizzare anche le mezze occasioni che le si presentano. Questa volta però Rescia ha aperto il piattone e non ha trovato il bottino grosso. Eccola qui, anticipo proprio di Rescia, Osico testa alta, allarga Braga di prima e Rescia da 2 passi, il pallone era molto forte, ha provato a metterci il destro, palla che è sfilata via sul fondo.
Asciugato il parquet del Pala Olgiata, si riparte con Caicche che però non trova Marcelinho. In mezzo alle linee Murillo Schiocchet, dentro da Braga che tiene la sfera, intercetta Marcelinho, pronti Isgro e Borolo. Prende il posto di Murillo, allunga le sue rotazioni dunque reali, dando spazio anche al numero 15. 2 gol in campionato fino a questo momento per Federico Borolo. Va a lavorare giù da pivot, preso da Leandro Cuzzolino in marcatura. Bel mismatch generazionale fra i due. Dimas, Di Eugenio, ancora da Dimas. Marcelinho, 1-2, Dimas accelera ma si trascina. Il pallone fuori, applaude comunque Reali. Raguso, Schiocchet, a 2 tempi in avanti bene da Braga. Prova a girarsi, Di Eugenio attento, concede solo rimessa. Batte Raguso. Schiocchet, Braga, ancora una palla intelligente da parte di Braga. La Roma ancora una volta non era sembrata perfetta in questa lettura difensiva, ma esce benissimo dalla pressione Marcelinho lato lato. Coco ha capito tutto, poi ancora Marcelo calcia, lo fa strozzando il pallone. È stata perfetta l'intuizione di Sgro a tagliare fuori la prima linea dell'L84. Isgro isolato in fascia, pisata finta di Marcelinho che va con il destro, non il suo piede preferito, ne nasce comunque un calcio d'angolo. 8:20 alla fine del primo tempo. Angolo Roma. Di Eugenio alza per Marcelinho, mette giù, cerca il sinistro, non lo trova, chiude Coco. Di Eugenio alla rimessa laterale. Marcelinho col piazzato, altra deviazione, altro angolo, si resta lì. Marcelinho stavolta calcia alle stelle. Nessun problema per Pasculli che ha già fatto correre Coco Wellington. Mamma mia che palla che aveva trovato Coco. Sembrava in ritardo con la coordinazione, è riuscito comunque a mettere dentro per Schiocchet. Non è arrivato non di molto. Borolo. Marcelinho, Di Eugenio. Uscita profonda di Borolo che prova a girarsi, a cercare uno spazio sul destro. Bella giocata del 15. Calcio d'angolo o quantomeno rimessa proprio all'altezza del corner per la Roma. Di Eugenio in mezzo, ma va rettificato il punto di battuta. Controfallo. La rimessa è per l'L84. Pasculli. Lancio in una zona in cui Caicche è costretto a uscire bene con i pugni. Non facile questa situazione, ma molto attento il portiere della Roma. Caicche per Borolo. Buono lo stop e buono lo scarico. Isgro contro Murillo Schiocchet, lo punta in fascia, prova a passare, accenno di ruleta, la palla ancora fra i piedi del 7, arriva Marcelinho che torna nuovamente da Isgro, blocco di Di Eugenio a liberare Isgro che passa su Coco, non c'è fallo, intervento regolare da parte di Coco Wellington, ripartenza dell'84, sprecata da Tuli. . 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
Buono stint da parte di Borolo che si va a riaccomodare in panchina, al suo posto rientra Fortino. Brava falla effettivamente quello su Isgro. Qui inquadrata parte della panchina della Roma con Filippo Anzini seduto accanto a Dimas. Lancio di Caiche di testa, Coco non rischia con un colpo di testa centrale, regala rimessa comunque alla Roma. Isgro lato lato trovando Fortino, nuovamente dal 7 che appoggia su Caiche, arriva Murilo, classica uscita dalla pressione della Roma, rimane forte la prima linea dell'L84. Murilo deve mettersi in proprio e accelerare, trova bene l'imbucata per Fortino che finta alla sua lato e trova Isgro, isolamento contro Tuli, prende il centro del campo Isgro e calcia, non fa male a Pasculli. Duello Isgro-Tuli, palla Roma, lancio Caiche troppo profondo anche per Fortino, comunque fa un cenno d'intesa al suo portiere. Dimas, esterno, Marcelinho, mezza linea, 10 metri, incrocia. Palla larga, buona iniziativa da parte del 19, secondo miglior marcatore della Roma, quota 19, terzo in tutta la classifica cannoniere della Serie A. Ancora una volta la coppia Fortino-Marcelinho continua a essere un fattore in fase offensiva per i giallorossi, che sono il miglior attacco e non potrebbe essere altrimenti con queste bocche da fuoco dell'intera Serie A. Fortino in avanti, Coco netto anticipo, arriva Dimas in mezzo alle linee, ultimo tocco il suo, rimessa per la squadra di Paniccia. Da lontano ci prova Coco, che la battezza saggiamente fuori, mezzo brivido comunque per il portiere della Roma. Qui rivediamo un Coco che vede tanto spazio, supera la metà campo, calcia dai 18 metri. Difficile far male da lì a Caiche. È comunque rimessa dal fondo. Marcelinho. Murilo, parallela che non passa. Tuli. Arriva Rescia. Visto. Servito. Trattenuta di Fortino. E cartellino giallo per Robocop. Prima sanzione da parte degli arbitri. Mi sento di dire ineccepibile qui il giallo segnalato da Minardi a Rodolfo Fortino. E occhio a calcio di punizione per la Roma, scusate, per l'L84. Abbiamo visto come abbia preparato in maniera minuziosa le palle da fermo la squadra neroverde. E ha segnato 2 gol su 2 schemi da rimessa laterale con un po' di complicità della difesa della Roma, questo va detto, ma con 2 esecuzioni veramente al limite della perfezione. Tuli. 4 secondi mi sembravano ampiamente scaduti, gli arbitri hanno lasciato giocare, protesta da una parte e dall'altra perché l'L84 protestava per il non rispetto delle distanze della barriera. Spintone di Murilo Schiocchet e altro giallo che viene sventolato questa volta al 21. Che ha fermato così con le cattive l'accelerazione di Ale Di Eugenio. Quarto fallo per l'84 Torino, ne ha spesi 2 la Roma.
Diciamo la Roma si è preso un punto di battuta probabilmente un pochino più centrale rispetto a dove è arrivato il fallo. Di questo se ne stavano lamentando sia Cosico che Pasculli. Da lì uno come Marcelinho può anche pensare di andare direttamente per la porta. Marcelinho infatti va diretto verso Pasculli, che però è attento, ben piazzato e allontana senza rischiare la presa. Diogenio dentro ancora per Marcelinho, stavolta la palla va sul fondo. Cuzzolino, pressione alta della Roma. Cosico, Tuli, Rescia, Cosico, Cuzzolino. Lunga fase di possesso dell'L84 col suo 4-0. Cuzzolino tiene bene la distanza e la difesa della Roma, che riesce a recuperare anche spazio e campo, costringendo l'L84 alla rimessa. Già battuta, Tuli in mezzo alle linee, stavolta lo spazio se lo prende Cosico, che trasforma per Cuzzolino, secondo palo, non trova l'altro albiceleste, Maxi Rescia. Palla che termina in rimessa laterale per la Roma quando siamo entrati da 7 secondi negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Il parziale vede sempre l'L84 Torino avanti 2-1 sulla Roma. Sale Caiche, va da Murillo, Ale Di Eugenio, pressato da Cuzzolino, la veloce di Murillo per l'uscita di Dimas, diagonale per Fortino, leggermente impreciso e arretrato il pallone, nulla di fatto. Cuzzolino stavolta è lui a farla veloce, andando benissimo da Braga, tenuto alla grande però da Di Eugenio. Dimas, Murillo, dentro al gomito da Fortino, suolata e conclusione di Eugenio. Murata, riparte ancora la Roma, Dimas contro Cuzzolino, Di Eugenio in buca, Fortino prova ad andare da solo, se l'allunga troppo sul controllo. Time out, questa volta chiamato da Alfredo Panic. 4:13 all'intervallo, 2-1 all'84 Torino. L'ho chiamato perché non deve diventare un flipper, perché noi abbiamo la partita in mano e non voglio che diventa un flipper. Torniamo un pochettino a giocare, inizieranno a fiscare qualche cazzo anche loro, ok? Allora adesso che c'è Braga e Leandro di qua, ok? Loro vengono sempre allineati così, sempre così. Giriamo, Leandro si abbassa leggermente e ci andiamo a giocare forte questa palla di qua, che la devi prendere qui, devi lottare qui, non qui ma qui. Se la palla arriva a Braga, Leandro copre, Rescia si butta dentro, così poi viene a sovrapporre di qua. 4 falli, non facciamo falli. 4 falli, ce lo teniamo per la fine, dai. Abbiamo sentito Alfredo Paniccia. Vedremo come uscirà la sua squadra dal timeout. L'ha fatto benissimo, al contrario la Roma, trovando subito il gol che ha accorciato le distanze e ha rimesso emotivamente in gara i giallorossi. Dopo il timeout hanno effettivamente aggiustato qualcosina lì dietro. Cuzzolino, pressato forte, poi Ercolessi deve arrangiarsi su Braga che tiene la palla e calcia, ma da lì far male a Caiche è molto difficile. Fortino, all'angolo Dimas, lancio lungo dove però non ci sono le maglie giallorosse. Pasculli ha già toccato per Cuzzolino, buona l'uscita per Cosico, frenata e ragiona. Cuzzolino controlla male, Ercolessi intercetta, rimessa L84. Cosico, si va a vedere Cuzzo, gli si aggrappa letteralmente Marcelinho, non c'è fallo per gli arbitri. Braga fa riuscire da Cosico, taglio forte di Rescia,
Cuzzolino la prende, ce l'ha sul suo sinistro magico, spalle alla porta, la finta, eccolo il sinistro, viene raddoppiato e chiuso. Poi una spinta di Murillo che viene ridarguito dalla signora Manca e protesta Paniccia che dice deve fischiare il fallo in questa situazione. Ci poteva stare. Osico, numero e fascia, saltato secco Dimas, poi con l'esterno da Murillo. Che numero sul controllo da parte dello spagnolo. Gli applausi anche di questa piccola tifosa sugli spalti. Eccolo ancora, José Antonio Garcia Gonzalez. Crocchetta in mezzo al campo, Rescia di prima, che palla, Osico, extra pass, arriva Braga, murato letteralmente da Marco Ercolesi che evita il gol del 3-1, super giocata ancora una volta in uscita ad eludere la pressione dell'L84 Torino, si è salvata letteralmente la Roma. Osico, per Cuzzolino che stavolta non controlla, palla fuori. Vuol battere veloce Sgro e poi preferisce ragionare. Va da Caiche, pressato da Braga, ancora Sgro, parallela col tacco, cerca il cambio di lato Ercolesi, trova ancora un Cosico in una condizione stellare. Rivediamo Murillo redarguito verbalmente dalla signora Manca nella situazione precedente. Torniamo live perché c'è Marceligno che vede l'arrivo di Sgro, cerca una palla alle spalle di Cosico che non arriva a destinazione. Poi Cuzzolino ripulisce da Marco Pasculli. Rescia. Cuzzolino se la alza e lancia, Ercolesi intercetta, Cosico ripropone dove non ci sono le maglie bianche. 2 minuti alla fine di un primo tempo che è andato via abbastanza equilibrato. E per quanto visto forse l'L84 merita la singola rete di vantaggio, mentre il Reali dà spazio pure a Seferi, maglia numero 17 della Roma, uno dei più giovani del roster giallo-rosso. Eccolo inquadrato Fabrizio Reali, dall'11 febbraio stabilmente divenuto capo allenatore della Roma dopo l'addio di Dorto. Braga, mezzo alle linee, palla dietro Cosico, anticipo secco da parte di Caiche che legge bene questa situazione. (97 secondi all'intervallo). Pasculli, mezza idea di lanciare, tocca invece corto da Maxi Rescia. Braga di testa, ha il suo bel da fare Ale De Eugenio, che qui però è bravo nel tenere sul numero 13. De Eugenio, Marceligno di prima cercando Seferi di testa schiocchetto, un po' di confusione, Marceligno riaggiusta andando in fascia da Isgro, punta Braga, si accentra e passa. Seferi a sua volta in 1 contro Cosico con personalità, gira ancora da Nino Isgro, ancora contro Braga, diagonale l'uscita di Marceligno, l'idea era buona, la giocata anche, attentissimo però Maxi Rescia. Ultimo minuto di partita, anzi di questo primo tempo ovviamente appena cominciato. Isgro contro Cosico, gli concede la fascia, non se la prende Isgro che viene a giocare in mezzo alle linee. Di Eugenio verticale, alza per Marceligno, Cosico dietro da Pasculli e la butta dove non ci sono maglie bianche. Roma che continua ad avere il possesso del pallone, è uno degli ultimi attacchi di questo primo tempo a disposizione. Caiche subito verticale per Marceligno, arriva Seferi a sovrapporre, Marceligno allarga da Di Eugenio, suola, non riesce Marceligno a coordinarsi per calciare e allora ci prova Isgro, la lascia lì Pasculli, poi viene allontanato in qualche modo il pallone. La Roma ha ancora un possesso pieno cestistico da gestire, ma Caiche non trova appoggi puliti, la palla termina in rimessa laterale a 19 secondi dalla fine del primo tempo. Qui rivediamo il tentativo di Isgro e tira dritto per dritto centrando in pieno Pasculli e lancia lungo. Caiche attento, Coco la ricicla, Braga
raddoppiata all'angolo, rimessa a Roma, che ha forse un'ultimissima occasione. 9 secondi sono rimasti sul cronometro. Caicche in difficoltà sulla pressione, Rescia la recupera e poi Caicche salva su Tuli, prendendosi anche un rischio di rigore, di fallo da rigore. Nulla di fatto neanche sugli sviluppi seguenti del corner. 4 secondi alla fine di un intenso primo tempo. Caicche col lancio lungo sulla traversa e Pasculli per poco non viene ingannato. Finisce qui il primo tempo, è 2-1 in favore dell'L84 Torino. In un minuto, al terzo e al quarto, prima Cosico e poi Rescia, e al decimo ha accorciato le distanze Fortino. 2-1 con cui si è andati all'intervallo. Ci sentiamo fra poco con la ripresa.
Ancora qualche istante comincerà il secondo tempo di Roma L84 Torino, anticipo di questa 23esima giornata di Serie A. Siamo sempre in diretta dal Pala Olgiata di Roma e la prima frazione è finita, 2-1 in favore dell'L84 Torino, grazie ai gol di Cosico al terzo, di Rescio al quarto e alla rete che ha accorciato le distanze di Rodolfo Fortino al decimo del primo tempo. Primo tempo tutto sommato equilibrato, si sono viste delle cose molto buone da parte dell'L84, soprattutto in fase di uscita dalla pressione. Roma che ha pagato cara un paio di dormite difensive, in special modo sui gol dell'1 e del 2-0, arrivati entrambi su palle da fermo, su rimesse laterali, eseguite onestamente anche con tempi e modi perfetti dalla squadra di Paniccio, l'abbiamo raccontato, ma Roma un po' leggerina nel leggere soprattutto quel tipo di situazioni. Roma che è ripartita con Caiche fra i pali, qui servito Isgro, Murillo, Diogenio e Fortino. L'84 invece con Pasculli, così Corescia, Tuli e Lucio Avellino. Pallone in avanti e palla fra le braccia di Caiche, che ormai da qualche settimana ha preso la titolarità della porta della Roma, anche complice l'infortunio di Ducci che è ancora fuori e non a disposizione. Sta veramente facendo molto bene il giovane portiere italo-brasiliano. Cosico sterza in mezzo al campo e scarica Tuli. Cuzzolino non si intende questa volta con Rescia. Roma che recupera palla all'altezza della metà campo quando sono passati 50 secondi dall'avvio del secondo tempo. Il parziale vede sempre l'L84 Torino avanti 2-1. Di Eugenio non si capisce con Isgoro che era partito, palla corta e rimessa L84. Cosico sfida e punta in fascia Murillo, Rescia di tocco con l'esterno, poi Murillo con la diagonale profonda, con Cosico che approda a battezzargli le spalle. Si deve asciugare il parquet del Pala Olgiata. Intervento dello spazzolone sulla scivolata di Murilo Ferreira. Cosico, Rescia, Cuzzolino dietro da Marco Pasculli. Non può tornare da lui Tuli, in difficoltà sulla pressione di Di Eugenio. Alla fine alza un up and under che termina fuori e la Roma recupera palla. Murillo, appoggio dietro da Caiche. Sbaglia l'appoggio Rescia con la Rabona. Esagerato, forse persino esagerato qui. Murillo. Isgro.
Buona l'imbucata, Fortino attende rimorchio e lo serve. Conclusione anche deviata, palo colpito da Anthony Sgro. Rimessa laterale per i giallorossi, occasionissima per il pari. Questo ottimo gancio a rimorchio di Sgro su Fortino. Batte Di Eugenio, palla per Fortino, blocco irregolare di Sgro su Cuzzolino. Calcio di punizione in favore dell'L84. Qui rivediamo la palla di Sgro, imbucata rimorchio, doppia finta di Sgro che prende il centro del campo, calcia deviazione, Pasculli immobile, palla sul palo e occasione sfumata per la Roma. Pasculli in difficoltà, in qualche modo trova Osico che ripulisce bene da Cuzzolino, si ripiazza difensivamente la Roma, arriva a tutta velocità Osico che aveva superato Murillo, ma la sua conclusione non fa male a Caiche che lancia con le mani, Fortino che stop di petto elegante preso da Cuzzolino, duello fra campionissimi. Fortino spalle alla porta, gira da Murillo, Isgro prova a partire lui, uno scivolamento Rescia, Isgro, palla al piede, esterno Murillo, non si chiude l'1-2, Osico sbaglia, un passaggio che avrebbe mandato in porta Rescia, spreca una mega chance l'L84. Inquadrati i ragazzi del settore giovanile della Roma. Caiche, idea di lanciare lungo per Fortino, lo fa, ma direttamente fra le braccia di Marco Pasculli. Osico, spazio, controlla e parte, accelera, angolo, Rescia! Con la puntata non trova lo specchio della porta. Isgro. Buona la parallela corta per liberare Murillo. Imbucata Di Eugenio, sponda per Murillo. Ha fatto una bellissima giocata questa volta la Roma, molto simile a un paio provate dall'L84 nel primo tempo. Superata con agio nell'occasione la fase difensiva dell'L84 e quando superi così la prima linea si apre un'autostrada. Ha difettato solo di misura la conclusione di Murillo. Marcelinho in mezzo alle linee, Fortino non sbaglia mai, mai e poi mai. Rodolfo Fortino, doppietta, ha pareggiato la Roma. Intramontabile, immarcescibile, indomabile Rodolfo Fortino allo scadere del terzo minuto del primo tempo. Guardate qui, stop di petto e destro, battuto Pasculli, una sentenza sotto porta. Sono 26 in campionato per Robocop. E siamo 2-2 dunque. Al palla Olgiata la Roma ha ricucito lo strappo di avvio partita. Siamo pari. Coco bruciato da Dimas. Pasculli, poi la palla si impegna, arriva Marcelinho, si impenna, chiaramente non si impegna, si lotta in mezzo al campo, la partita diventa anche abbastanza fisica. Fallo di Biscossi che si becca il giallo. Terzo ammonito della partita dopo Fortino e Schiocchetta nel primo tempo. Giallo anche per Biscossi. Qui rivediamo Dimas che recupera con forza la palla, calcia di punta, Pasculli bravo attento, la palla si impenna per l'appunto, nulla di fatto. Alla fine arriva il giallo sul tentativo di ripartenza di Braga. Partita apertissima, le indicazioni di Reali sulla panchina dei giallorossi. Raguso, Schiocchetta, Coco Wellington, bella palla uncinata da Lucas Braga, prova a prendere il centro del campo, poi alla fine scarica sul raddoppio. Ragusa a mezza idea di calciare, trova Coco ancora da Braga,
col tacco prova a far passare nel raddoppio di Dimas ed Ercolessi. Alla fine va a lucrare una rimessa laterale. Pallone dentro, Murillo chiuso, prova a partire Biscossi. Braga in ripiegamento difensivo, rimessa a Roma. Dimas, velo Marcelinho, Dimas, parte ancora Marcelo, palla imprecisa. Raguso all'angolo da Murillo che prova a mettere un pallone dentro, ricacciata via l'L84. Raguso di prima, ancora uscita di Braga che prende posizione, Suola lasciandola lì per Schiocchetta, ancora dietro da Braga, in scivolata si immola Biscossi, poi la palla calciata nuovamente da Braga senza far male a Caiche. Dimas sul primo palo, non c'è un attimo di tregua, siamo già dall'altra parte, rimessa Roma. Si fa un po' di tergicristallo, si allungano un pochino le squadre, la partita si apre e diventa molto bella. Batte Ercolessi, scucchiaia per Marcelinho e carica al sinistro, a salve stavolta. Pasculli, Coco, Schiocchet, palla alle spalle di Marcelinho, battezzato lui dalla difesa, dall'attacco dell'L84, non si fa sorprendere con un ripiegamento difensivo abbastanza profondo. Biscossi gioca da Caiche, trovato Marcelinho, stop all'altezza dell'angolo, poi non la controlla più, perde il gancio col pallone. Braga, scusate, Tuli, punta Ercolessi, finte di Tuli, paratone di Caiche, non per l'arbitro, palo, sembrava parata di Caiche, classica giocata alla Tuli. Sì, forse avevano visto meglio gli arbitri effettivamente. Fortino con la sponda, Ercolessi, è uscito bene Pasculli, occasione di qua, occasione di là. Abbiamo detto, la partita si è aperta all'improvviso e le occasioni piovono da una parte e dall'altra, può succedere di tutto. Ercolessi di punta due volte, stavolta non trova la porta. Fallo fischiato alla Roma e calcio di punizione per l'L84, secondo fallo dei padroni di casa in questa ripresa. Secondo calcio di punizione, 5:30 sul cronometro della ripresa. Coco sposta addirittura l'arbitro per battere, la palla resta lì, traversa, colpita da Tuli, super chance per l'L84, ancora una volta sugli sviluppi di una palla da fermo, qui la rivediamo, di trovare il gol del nuovo vantaggio, ha calciato Tuli in crocio pieno. Marcelinho, Dimas, dietro da Ale Di Eugenio, palla profonda, Fortino la mette giù, è solo Marcelinho visto, servito, non riesce a trovare spazio per liberare il sinistro, ora sì. Attento Pasculli e poi Schiocchetta, non trova Raguso, palla che termina fuori. Un attimo di respiro in questo
Il secondo tempo fin qui pieno zeppo di episodi, pieno zeppo di occasioni, in cui la Roma è riuscita a trovare il gol del pari. Si riaffaccia in avanti con Dimas, conclusione pericolosa per Pasculli, bassa rasoterra in mezzo alle gambe, poi Dimas e Tuli a palla lontana con un paio di storie tese. Intervengono gli arbitri e vanno a placare un po' tutto. Qui rivediamo bellissimo l'1-2 con Fortino, la conclusione con Tuli che entra un po' in ritardo, poi Tuli che frana addosso a Dimas che lo prende per una gamba sul tentativo di ripartenza. Insomma, si anima anche dal punto di vista nervoso la partita, mentre siamo più di 1500 in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5, che conta quasi 19.000 iscritti, 18.800 per la precisione. Noi vi invitiamo, qualora non l'aveste già fatto, a seguire il profilo del canale YouTube della divisione, mettete un bel pollicione, attivate la campanellina, insomma fate tutte quelle cose per rimanere aggiornati sul profilo ufficiale dei campionati del futsal italiano. Si riparte con la rimessa dal fondo. Raguso, Schiocchet, intercetto di Marceligno, rimessa L84. Tuli, rotazione di Coco che quasi non si aspettava quel pallone, schema questa volta non perfetto. Palla recuperata in prima linea, Tuli, Coco, paratone di Caiche, poi murato l'L84, ripartenza Roma che non si concretizza e allora si va a tergicristallo. Tuli passa, Marceligno contro recupera, poi fallo di Coco Wellington e calcio di punizione per la Roma, giallo per Coco Wellington sull'intervento in ritardo su Marceligno. Protesta L84 che volevano simulazione per Marceligno, un paio di minuti ancora di follia qui al Palla Olgiata. Sta succedendo tutto il contrario di tutto. Qui rivediamo Tuli per Coco, paratone di Caiche a evitare il gol del 3-2, poi murato Schiocchet e da lì ne nasce la ripartenza e il fallo di Coco Wellington. Giallo per Reali, credo, sulla panchina della Roma. Ammonito anche il mister dei giallorossi, qui lo vediamo chiedere il perché di questa sanzione, poi se la ride. Diciamo che non è, ha una storia e un passato non tenerissimo nei confronti dei direttori di gara Reali, spesso e volentieri in disaccordo. Mentre andiamo a vedere cosa sta succedendo sulla panchina dell'L84 con Coco che viene invitato a riaccomodarsi dopo l'ammonizione. Facciamo un rapido recap, 13 minuti e spicciole alla fine della partita, 2 pari il parziale, 2 falli commessi dalla Roma, 1 poco fa dall'L84 che è costato il giallo a Coco Wellington, secondo ammonito della ripresa dopo Biscossi, mentre nel primo tempo erano stati ammoniti Fortino e Schiocchet. Rimessa a Roma. Isgro. Murilo attaccato forte, si rifugia da Caiche che trova benissimo Isgro che punta e salta Schiocchet in mezzo al campo, calcia da lontanissimo, un po' pretenziosa qui la scelta. Fortino gli fa un cenno di intesa apprezzandone la personalità nella scelta. Pasculli, Schiocchet, Raguso in difficoltà, rimessa a Roma, Murilo, Isgro ancora. La danza del palermitano,
palla per Diogenio, al gomito da Fortino, attende un paio di rotazioni, service Gro, un giro troppo lungo, il suo passaggio. Raguso, Cuzzolino, con una finta ne manda fuori giri 2, trova Tuli che insiste in faccia ma con un pallone pigro. Diogenio, Murilo, dentro da Fortino, Fortino! E stavolta Pasculi è bravissimo, alla fine è calcio d'angolo per la Roma. Un fattore determinante sempre, in ogni istante della partita, lì davanti Robocop. Qui lo rivediamo, calciato cadendo, bravissimo Pasculli, angolo, palla alta, proprio a cercare Fortino, ha capito tutto Tuli, ripartenza con Schiocchette che ha visto Raguso, ha chiuso Isgro, ancora Tuli, sinistro a incrociare, deviazione di Isgro, Caiche con la presa, ad anticipare anche Schiocchette, poi Fortino, taglia il campo per Ale di Eugenio, suolata a liberare Isgro che prova a partire con la croccheta, si è trascinato il pallone fuori. Prova a trovare spazio lungo la fascia Isgro perché saltando Tuli sarebbe andato solo contro Pasculli. Una forzatura, non c'era più campo proprio sotto gli occhi di Minardi. Osico di prima, grande palla per Braga, di rimorchio da Osico che non trova lo specchio col collo, ha schiaffeggiato il pallone come fosse una volée tennistica, non gli ha preso la direzione giusta. Marceligno, stop e rovesciata, anzi mezza girata, girato probabilmente dal lato sbagliato del campo, da lì c'era poco angolo per trovare la porta. Le squadre stanno giocando senza tenersi in tasca nulla, a viso aperto, e l'impressione è veramente che possa succedere tutto e il contrario di tutto. Un gol in questo momento chiaramente sposterebbe un pochino l'inerzia dell'andamento della partita. Lo stanno cercando entrambe con grande insistenza. Cuzzolino solo contro Caiche sull'esterno della rete. Eccola un'altra gigante occasione sul mancino di Cuzzolino. E si dispera l'argentino che qui la Roma aveva regalato una grande occasione e Cuzzolino qui se l'è mangiato. Non era piazzato neanche benissimo a copertura del primo palo Caiche, onestamente. Braccio di ferro continuo per provare a prendere la testa della partita fra le due squadre. Un buon momento per la Roma, adesso è l'L84 che sembra provare a scalare un paio di marce ad accelerare. Cosico, è rientrato Braga, lotta con Diogenio per prendere posizione da pivot. Cuzzolino, proprio da Braga, la tiene bene Braga fino in fondo, conclusione sulla base del palo. Non c'era spazio per quella palla per poter passare, era rimasto l'incollato proprio al palo Caiche. Palla sull'esterno della rete è rimessa dal fondo. Lancia in avanti, Pasculi addirittura di testa, anticipando sia Cuzzolino che Fortino. Rimessa Roma che si riaffaccia in avanti. Dimas accelera lui, mette dentro! Non si sa come questa palla non sia entrata. Gli arbitri segnalano una rimessa dal fondo. Altra grande chance. Altra grande chance. Qui rivediamo Dimas dentro. C'è stata netta deviazione di Maxi Rescia che ha tagliato fuori anche Fortino. Non vista questa volta dagli arbitri. Braga. Grande lavoro da pivot, esce Cuzzolino, servito, si fa vedere Cosico con la frenata, contromovimento e riceve, punta Marceligno, riallarga, Cuzzolino, finta, non trova il pallone al momento di calciare, riparte la Roma, Marceligno trova la parata di Pasculli, poi Fortino con Cuzzolino, rimessa Roma. Stanno mettendo a dura prova le nostre coronarie, le nostre corde vocali. Questo secondo tempo Roma L84. Blocco di Murilo, palla per Fortino, scucchiaiata per Marceligno che non calcia, va giù, calcio di rigore per la Roma.
è sembrato netto il contatto col piede di Marcelinho, almeno a vederlo live, credo col piede di Pasculli. Qui rivediamo, grande palla, grandissima palla di Fortino. Eh sì, netto l'intervento di Pasculli in ritardo su Marcelinho. Calcio di rigore per la Roma a 10:20 dal termine della partita. La chance più grande ora per mettere la freccia per i giallorossi. È proprio Marcelinho a incaricarsi della battuta. Contro Pasculli, che è anche un buon pararigori, fra l'altro. Si attende il fischio degli arbitri. Fischia Minardi. Parte Marcelinho. Sinistro! Spiazzato Pasculli. Rimonta completata. Sorpasso giallorosso. La Roma è avanti a metà della ripresa. Ha segnato Marcelinho. Da 2-0 sotto a 3-2, rigore perfetto di Marcelinho. Ventello in classifica per lui. In classifica marcatori chiaramente. E Roma che mette la testa avanti e passa a condurre, l'abbiamo detto, fase concitatissima, 10 minuti entusiasmanti di primo tempo in cui poteva succedere tutto il contrario di tutto. Si aprono gli spazi, Dimas, finta, Dimas! Largo! Che giocata di Antonio Dimas! Crossover nello stretto, controllo elegantissimo come suo solito con l'esterno a saltare l'avversario. Qui rivediamo, punta Cosico, finta, passa, conclusione stretta sul primo palo e palla sul fondo. Sicuramente ci stiamo divertendo, questo è indubbio. Cosico, Brescia, vediamo come reagisce emotivamente ora la squadra di Paniccia, che però ha grandi campioni che sono abituati a queste bagarre continue. Braga incrocia, Cai che risponde con il piede, poi Marcelinho prova a lanciarsi, Cosico tiene difensivamente, va da Pasculli che è costretto a scucchiaiare direttamente in tribuna. Siamo entrati da 20 secondi nella seconda metà della ripresa. Caiche, lancio lungo troppo per Fortino, palla sul fondo, si respira un attimo. Qui rivediamo Braga, bel lavoro da pivot, attento però Caiche, non si fa sorprendere. Cuzzolino, Tuli, ancora Cuzzo, Cosico. Punta Marcelinho, va via sul sinistro, ancora Caica, attento. Poi proteste di Cosico per un tocco potenziale di mano di Marcelinho, qualche dubbio mi resta. Cuzzolino, bella palla per Rescia. Poi alla fine fallo da terra di Rescia e calcio di punizione per la Roma. Terzo fallo dell'L84. Non so se riusciamo a rivedere la situazione precedente per la protesta di Cosico. Eccola qui, perfetta la nostra regia. Cosico calcia. Mamma mia quanto era largo quel braccio di Marcelinho. Però effettivamente era appoggiato a terra. Era molto molto largo. In una dinamica in cui effettivamente nulla poteva Marcelinho se non trovarsi in quel tipo di situazione. Questo caso mi sembra corretto. Il non fischio da parte dei direttori di gara, anche se come detto il braccio era veramente molto largo ma attaccato a terra. Ancora Cosico, passano tutti da lui i tentativi dell'L84, qui allarga per Cuzzolino, deviazione angolo. Grande reazione da parte dell'L84 che adesso sta serragliando la difesa romanista. Angolo Tuli.
Rivediamo ancora Cosico a mare maldeggiare nella difesa romanista. Allarga il gioco. Cuzzolino calcia, deviazione corner. Battuto ora da Tuli. Palla dentro! L'Alma albiceleste! Maxi Rescia! Ancora una volta una palla da fermo. 3 gol così dell'L84. Segna Maxi Rescia. E siamo 3-3 al Pala Olgiata. Nuovamente pari. Incredibile efficacia sulle palle da fermo dell'L84. 3 gol fatti su rimesse laterali o calci d'angolo. Qui Tuli ha fintato, ha ingannato la difesa della Roma con una palla fuori. Il taglio dentro di Maxi Rescia, perso dalla difesa della Roma. Il tocco del 5 e siamo nuovamente pari. Lo abbiamo detto un istante prima. Grande reazione nervosa della squadra di Paniccia, che dopo aver subito 3 gol in fila è andata nuovamente a pareggiarla. Non è finita. Marceligno finta, calcio d'angolo, transagonistica Marceligno. Corner Roma, batte Isgro, palla fuori per Ercolesi, attaccato da Tuli, non c'è fallo. Palla recuperata dai torinesi. Pasculli non trova l'uscita di Tuli, che si arrabbia col suo portiere. Dimas profondo, Rescia di testa, ancora dal capitano della Roma. Coco, pressione fortissima della Roma, giù Coco Wellington, non c'è fallo per gli arbitri. Isgro, Mura, Tuli, rimessa alle 84. Coco per Pasculli, dentro da Tuli, buona la sponda per Coco Wellington, riabbassa la difesa della Roma all'L84. Schiocchet, mezza le linee da Tuli, Marceligno attento, senza fallo, è lui l'ultimo a toccare. Batte Schiocchet, rientra Raguso. Coco in buca però per Tuli contro Ercolesi, palla recuperata dalla Roma. Marceligno, Dimas accelera, va via sul sinistro, Dimas fino in fondo, Pasculli in presa, poi Tuli allontana e Dimas ha dato un paio di sgasate in questo secondo tempo veramente notevoli. Ora va al cambio, al suo posto rientra Matteo Biscossi. Batte Ercolesi, si apre Biscossi, visto, servito, conclusione difficile, la palla era un po' alta, ha provato a coordinarsi il 24, non era per nulla facile. Pasculli, dove non ci sono le maglie bianche, allora Caiche, Marceligno, arriva Biscossi, visto, servito, conclusione, deviazione, altro corner per la Roma. Va Ercolesi alla battuta del calcio d'angolo, taglio di Biscossi, servito, non trovato, poi calcio Isgro, si resta lì con un'altra rimessa. Ercolesi, Isgro, passa e calcia, Pasculli in tuffo, Biscossi, largo, c'è stata una deviazione non per l'arbitro. È corner, credo che l'arbitro ha cambiato idea, aveva segnalato erroneamente il calcio d'angolo, un po' di confusione.
Adesso devono essere bravi gli arbitri a tenere la foga agonistica della partita, non facile, con due squadre che sono anche molto brave nei loro interpreti, nei loro campioni a mettere pressione, no? Anche al duo arbitrale, con tante proteste. Partita vera, partita dal sapore di playoff, specialmente in questo secondo tempo in cui entrambe hanno veramente espresso tutto il loro potenziale fino a questo momento. Ne è uscito fuori un match bellissimo. Murillo, Isgro prova a dar ritmo alla Roma, Isgro contro Raguso, si accentra, calcia, raddoppiato Murato, ricacciata via la Roma. Ercolesi, Isgro, Murillo, palla sopra per Isgro che prende le spalle di Braga. Isgro, largo di un niente, vicinissimo al quinto gol in campionato personale. Anthony Isgro è salito anche lui di giri in questa ripresa. La Roma perde un paio di marcature e non ne approfitta l'L84. Si rialza il ritmo della partita. Murillo, Isgro ancora, Ercolesi in avanti, buona l'uscita di Biscossi, preso da Coco, tiene palla Biscossi e gira. Isgro contro Schiocchet, blocco di Murillo. Isgro alla fine conquista un calcio d'angolo. Corner per la Roma. Isgro batte dentro da Murillo, in qualche modo Coco e poi Pasculli che gioca già da Braga. Si è mosso Coco, Pasculli, scusate Braga ovviamente, cerca Coco Wellington, non lo trova. Murillo, subito verticale, Biscossi, controlla a seguire sinistro, palla fuori. Pasculli. Ultimi 5,5, poco meno alla fine della partita. Braga prova a passare, lo fa, ma Caicche riesce ad arrivare e ad anticipare. Ha già rilanciato Osico col controllo, poi la palla scaricata su Cuzzolino, diagonale per Braga che riceve al gomito, attaccato da Murillo. Che recupero da parte di Murilo Ferreira, che è salito tantissimo di giri in questo secondo tempo. Giallo per Lucas Braga, fallo su Anthony Isgro che è diventato un fattore assoluto in questa ripresa. Altro ammonito in casa L84 dopo Coco Wellington e Schiocchet. Gialli per Biscossi e Fortino invece in casa Roma. Pasculli mette Braga, unico in barriera, con Raguso che segue uomo Dimas. Ercolesi che calcia direttamente in porta, fortissimo, tocca con le mani Pasculli, con la punta delle dita, angolo. Dimas si butta dentro Isgro, Dimas va in mezzo proprio da lui, chiude Raguso. Batte ancora Dimas. Isgro, blocco Dimas, Isgro raddoppiato, cambio di lato Biscossi, Dimas, appoggio Isgro servito nuovamente dal suo capitano, risale la difesa dell'L84 e allora Dimas si riappoggia da Caicche, lancio teso Cuzzolino con grandissima esperienza e senso della posizione lascia terminare il pallone sul fondo. Osico proprio da Cuzzo, tocco corto dallo spagnolo, è partito Raguso, ha capito tutto Caicche, che intervento, 3 contro 2 della Roma. Biscossi centralmente, guida lui, serve Ercolesi e sul secondo palo Raguso è decisivo in anticipo su Isgro.
Occasionissima per la Roma. Bravissimo qui Raguso. 4 minuti. Dateci altre partite così. Isgro, finta e parte. Suola all'indietro. Si rivede di Eugenio che serve Dimas. Bene da Fortino. Ai 10 metri va da Isgro. Blocco, Isgro punta. Non passa su Raguso. Poi termina giù Isgro. Credo anche un po' di stanchezza, un accenno di crampi per il calciatore siciliano. Un fair play. Gli si avvicina, mentre abbiamo rivisto il sinistro di Ercolesi su punizione, gli si avvicina Guzzolino. Un po' di stretching per il giocatore della Roma. E qui è stato recuperato all'ultimo da Raguso sull'assist di Ercolesi. Stanchissimo Isgro al cambio per Murilo Ferreira. Batte di Eugenio. Fortino. Di Eugenio. Tocco per Caiche. In avanti ancora Fortino. Rescia di testa. Presa alta poi di Caiche nella sua area di rigore. Lungo ancora da Robocop. Palla imprendibile per il capocannoniere del campionato. Doppietta anche oggi. 23 giornate, 26 gol. Tabellino e score irreale quello di Robocop. Insomma, non è certo una novità. Come non è una novità Guzzolino giù. Non c'è fallo di De Eugenio che ha tamponato Guzzolino. Tutto è regolare. Si gioca Dimas dall'altra parte del campo. Mette dentro. È sempre lui. È sempre Robocop. La Roma di nuovo avanti. La tripletta di Rodolfo Fortino a 3:20 dalla fine. L'assist di Dimas. Le proteste dell'L84 perché volevano il rigore su Fortino. Rivedremo tutto, le mani in testa di Maxi Rescia, ma sta di fatto che è gol della Roma, è gol di Fortino. 4-3. Poi rivediamo la parte finale con Dimas che tiene il pallone in campo e Fortino perso dalla difesa dell'L84 che si era attardata nelle proteste. Arriva il nuovo vantaggio giallorosso. Time out Paniccia. Qui rivediamo il numero di Guzzolino. Ma rivedendola così forse c'è un incrocio di gambe da parte di Eugenio con Guzzolino. Non so se abbiamo la possibilità di rivederlo leggermente più rallentato. Ma sta di fatto che da lì è nato il contropiede della Roma e l'84 sbilanciatissima. 4-3. Sempre lui, sempre Robocop. Si è accesa la partita anche dal punto di vista nervoso. Arrabbiatissimo Paniccia, arrabbiatissimo. Espulso a Adriano De Bartolo di essere della Roma per proteste. Si ripartirà con la centrata dell'L84. Sicuramente da rivedere quello che è successo in area di rigore prima della ripartenza della Roma e del gol di Fortino. C'è dentro Coco Wellington con la maglia del portiere in movimento. Paniccia prova a riprenderla così col 5-4. Roma che difende con Fortino, Murilo, Dimas ed Eugenio. L'84 che attacca appunto con Coco Wellington, Guzzolino, Schiocchet, Tuli e Osico. Super partita, bellissimo. Guzzolino, Osico, ecco Tuli. Parte 2-2 la difesa della Roma per poi ruotare e andare 1-2-1. Guzzolino allarga, Osico
ancora Cuzzo, Schiocchet, Coco, Cuzzo, Rosico, quintetto di specialisti assoluti nella gestione del possesso del 5 contro 4 dell'L84, che adesso va in angolo da Coco, fuori da Cuzzo, ora Schiocchet, una serie di cervelli di futsal giganti, quelli dell'L84, che può giocare un portiere in movimento con tanti interpreti di livello clamoroso. Schiocchet, Velo, Tuli, palla per Rosico, piramide spagnola bozzata per l'L84, cambio di posizione con Schiocchet che prende il centro, Tuli, taglio di Cuzzolino, crea un lato forte l'L84, eccola la giocata, Velo, Cuzzo dentro, secondo palo, Caiche di Eugenio, si lotta in mezzo al campo, la porta che resta vuota di Dimas, largo, ha tenuto bene sull'affondo dell'L84 la Roma. Cuzzolino allarga, Tuli dietro da Rosico, ultimi 2 minuti di partita. Roma che proverà probabilmente a rispondere con una mossa da scacchi, perché c'è Isgro che ha messo la maglia del portiere di movimento, ma intanto c'è da difenderlo il portiere di movimento con Rosico che mette una palla strana per Cuzzolino, una sventola dell'argentino, una grande risposta di Caiche, dentro Rescia per Schiocchet, cambio di interpreti per Paniccia, 90 secondi alla fine. Rosico, Cuzzolino, Rosico, Tuli, finta di andare in angolo, torna dal suo play, palla per Rescia, nuovamente fuori da Tuli, Rosico, Coco Wellington, parte Tuli, Cuzzolino, dietro, Rosico, esterno, Cuzzolino, l'uscita di Tuli, palla nuovamente dallo spagnolo, deve riaggiustare le spaziature l'L84, Coco dentro, pallone intercettato, arriva Rosico che calcia altissimo col destro. Siamo entrati da 3 secondi nell'ultimo minuto di partita, Reali chiama time out, qui rivediamo la paratona di Caiche sulla sassata di Cuzzolino. Girano per portare 3 di qua, questo porta dopo muovo vengo io, se no dobbiamo girare tutti. Intanto è palla nostra e la palla va qua giù, no, ascolta, la palla va qua giù e corriamo con 2 giocatori, l'ultimo rimane qua, voglio che Caiche mette la palla qua giù, Vado io qua, o Maestro? qui sull'angolo, e voglio 2 giocatori qua e Alessio che rimane qua, quindi Dimas e il Colessi accorciano a centrocampo e Alessio qua, se la palla va fuori proviamo a pressare. Vado io o vai lui? Ma rimani te adesso. Vai. Rimani te. Abbiamo solo 2 falli, ragazzi. 57. 57 secondi alla fine, rimane l'opzione Isgro portiere in movimento per la Roma, chissà se la gioca davvero Reali oppure no. Caiche, lancio lungo, non si capisce con Fortino, e allora l'L84 recupera palla, pressione forte di Dimas con Pasculi che non era riuscito a fare il cambio, poi Diogenio allontana ma fuori, eccolo il cambio, rientra Coco e allora andiamo in apnea per gli ultimi 46 secondi di partita. Rosico, Cuzzolino, sposta, angolo, Rescia, Caiche, Cuzzolino fuori! Cuzzolino fuori! Ha avuto una grande chance, un'altra, per pareggiarla l'L84, eccola qui. Prima bravo Caiche, poi Cuzzolino non ha trovato il bottino grosso. Giù Caiche, accanto a lei la manca, ha fatto un po' di fatica gli arbitri in un determinato momento della partita, poi però devo dire che alla fine sono stati anche bravi nel tenere gli animi calmi in un momento in cui sembrava che la scintilla del nervosismo potesse prendere il sopravvento. Mancano 36 secondi e c'è Caiche con rilancio, palla in mano alla Roma, in avanti Pasculli, palla sul fondo, non trova Rescia, tocco di Ercolesi, no, palla Roma che ha ancora il possesso,
Ercolessi di punta in avanti, una palla rischiosa che però Cuzzolino non riesce ad addomesticare. La Roma tiene il possesso e soprattutto conquista metri di campo, allontanandosi da una zona scomoda. Batte Ercolessi, chiama palla Fortino. Diogenio era partito, non l'ha visto Ercolessi, sarebbe andato solo in porta. Osico intercetta ma direttamente sul fondo. Sta per scadere il tempo, 21 secondi. La Roma in questi ultimi 20 secondi è riuscita ad anestetizzare le velleità dell'L84. Ma la partita è ancora un rebus non risolto, perché c'è un altro possesso per l'L84 che mette ovviamente il portiere in movimento. Ultimo attacco probabilmente, 15 secondi alla fine. Cuzzolino la porta su, allarga per Cosico. Cuzzolino nuovamente dall'argentino che torna dal suo capitano. Cuzzolino finta, allarga, extra pass Murato, poi Rescia dentro, allontana Dimas, Osico, Fortino intercetta, calcia Cuzzolino e suona la sirena. Vince la Roma, una partita agonica, bella, bellissima, veramente, e ci ha fatto venire in mal di testa in questo finale, in questo secondo tempo giocato all'assalto da una parte e dall'altra. Alla fine la spunta la Roma che vince di rimonta 4-3, trascinata dalla tripletta del solito immarcescibile, intramontabile Rodolfo Fortino, che fa 27 in campionato, tenendo sempre salda la testa della classifica cannonieri. Proteste dell'L84 soprattutto per quel contatto, ovvero non fischiato in occasione della ripartenza che ha generato poi il gol del 4-3 di Fortino. Alla fine, al suono della sirena, è la Roma a festeggiare. Roma che vince 4-3 e sale a 45 punti in classifica, attualmente a -2 dal primo posto del Napoli, in attesa dello svolgimento di tutto il resto della 23esima giornata di campionato. Dal Palo Giada di Roma è tutto. Roma batte L84 4-3. Un saluto e ringraziamento da parte di Matteo Santi.